Buongiorno, benvenuti a questa quarta lezione di didattica del contatto, una didattica per apprendere la lingua attraverso il contatto transfrontaliero che mette in contatto ragazzi che apprendono gli uni la lingua degli altri, frequentanti scuole delle aree di confine. Questa puntata è dedicata alla programmazione di una unità di apprendimento di didattica del contatto ed è basata su un esempio degli spunti che vengono da questa applicazione dell'unità di apprendimento nel progetto Educa2 insieme agli insegnanti che hanno partecipato a questa esperienza. Allora, l'obiettivo educativo principale di applicazione di didattica del contatto nel contesto Educa2, dove la tematica suggerita era quella dell'ecologia, è stato individuato nello sviluppo di consapevolezze, conoscenze, abilità, atteggiamenti positivi e proattivi sul tema dell'ecologia, legati a un ambiente significativo per gli alunni, che è stato identificato nella loro scuola, attraverso la conoscenza reciproca e in un'ottica di confronto internazionale, transnazionale, attraverso la metodologia della didattica del contatto. Gli obiettivi linguistici, invece, sono molti, cercano di andare a toccare tutte le abilità e le competenze. Si parla di apprendimento di lessico e di strutture comunicative utili per attuare comportamenti rispettosi, in primis, dei principi ecologici. Saper poi descrivere e chiedere come sia organizzata la propria o altrui scuola nei confronti di queste tematiche. L'applicazione del modello, dell'unità di apprendimento dovrebbe portare a un consolidamento anche delle strutture comunicative di base utili in una situazione di nuovo incontro sia dal vivo che virtuale, quindi videochiamate, chat, mail, blog. Poi si prevede un apprendimento e consolidamento di strutture per la partecipazione di ad attività didattiche in aula e in ambienti esterni all'aula, quindi strutture comunicative utili proprio per lo scambio più spontaneo, diciamo. Sono previste poi consolidamento, apprendimento di strutture per muoversi, orientarsi nello spazio, perché sono previste delle attività in cui i ragazzi devono avere un contatto con il territorio, con l'ambiente fisico in cui si svolgono le attività. E poi non mancano le situazioni di gioco, per cui sono previste dal punto di vista linguistico anche strutture comunicative utili per poter partecipare in modo adeguato e divertente ad un gioco, sia all'interno che fuori dalla scuola. L'abilità della scrittura è previsto che venga sviluppata sia attraverso lo scambio comunicativo di mail o la partecipazione a un blog o una chat, ma anche attraverso nello stendere brevi testi narrativi o argomentativi, questo soprattutto per un livello più avanzato, chiaramente. Per quanto riguarda l'educazione interculturale, l'incontro è l'esperienza più importante che possiamo realizzare come didatti della lingua e in questo contesto abbiamo identificato come importante il conoscere e riconoscere la diversità culturale attraverso attività su un tema comune, quale quello dell'ecologia, e l'uso del metodologico del contatto con i rappresentanti del paese vicino. Quindi si invita gli alunni a vivere sulla propria pelle, quindi fortemente dal punto di vista sia emotivo, affettivo, insomma, la diversità e anche attraverso così delle osservazioni, insomma un atteggiamento più cognitivo, se si vuole, di confronto mentre si va a visitare la scuola degli altri, l'ambiente, il territorio
della scuola. E saper intraprendere e mantenere un'amicizia di gruppo o interpersonale è uno degli obiettivi anche di questa didattica. Conoscere la diversità organizzativa, politica, istituzionale che caratterizza le scelte in tema di rispetto dell'ambiente in paesi vicini o lontani dal nostro, e quindi sono state identificate una serie di domande guida, ovvero far chiedere ai ragazzi come siano organizzate in altri paesi e com'è il nostro paese rispetto a loro, come mi devo comportare se vado in quest'altro paese dal punto di vista dell'educazione ecologica, e anche importantemente dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi ad imparare ad adeguarsi con sensibilità alla diversa organizzazione, senza giudicare, ma nell'ottica di confronto critico e costruttivo, sempre propositivo. La valutazione di un modulo di didattica del contatto segue un po' le metodologie di valutazione delle singole scuole, e diciamo così che c'è una valorizzazione dell'autovalutazione, perché nella complessità delle attività in cui i ragazzi sono coinvolti è molto difficile che ci sia sempre l'occhio giudicante o comunque osservante dell'insegnante. È molto importante la capacità dei ragazzi di crescere nell'esperienza, riflettendo sull'esperienza, sugli effetti di questa esperienza o gli effetti sull'apprendimento. Quindi abbiamo detto l'unità di apprendimento svolta attraverso la metodologia della didattica del contatto prevede una valutazione cross-curricolare o comunque interdisciplinare degli obiettivi ed una valorizzazione importante del processo di autovalutazione, reso possibile da strumenti di condivisione e discussione quali la piattaforma digitale, perché i ragazzi vengono accomunati, si raccolgono in qualche modo virtualmente in una piattaforma digitale dedicata al progetto, e attraverso anche l'autobiografia dell'incontro transfrontaliero, strumento di cui parleremo in una prossima puntata. Sono state quindi usate anche applicazioni digitali di didattica digitale che aiutano alla riflessione e alla valutazione, e come si diceva sono previste però anche valutazioni in forma tradizionale, quindi test linguistici, interrogazioni. Allora, l'unità si svolge realizzando tutte le fasi della didattica del contatto, che ricordiamo sono una prima fase di preparazione all'incontro virtuale e una preparazione linguistica, di solito attraverso una discussione, segue l'incontro virtuale, solitamente una videoconferenza Skype, poi la riflessione alla lingua attraverso lo strumento dell'autobiografia, la preparazione all'incontro vero e proprio e la preparazione linguistica per andare a incontrare gli altri e affrontare la tematica decisa per questa unità, che in questo caso era quello appunto dell'ecologia, l'incontro dal vivo tematico e la riflessione finale, nonché linguistica. Allora, in questo caso di unità di apprendimento sulla tematica dell'ecologia, il titolo, che qui non è stato segnato, è individuato, è stato La nostra scuola ecologica, Nascia Ecosciola, e come si diceva gli obiettivi principali, quelli della discussione nella prima fase, sono quelli di rendere i ragazzi consapevoli sulla tematica, quali siano le caratteristiche, i temi più importanti che caratterizzano il discorso ecologico. E quindi rendere i ragazzi consapevoli se ne sappiano poco o tanto, se la loro scuola sia una scuola particolarmente ecologica. E questa discussione può avvenire non solo durante l'ora di insegnamento di lingua di confine, ma anzi e soprattutto sarebbe indicato che potesse essere svolta durante le ore di storia, geografia e scienze, come è avvenuto per esempio in questo caso, che le colleghe di scienze e anche di lettere nelle scuole soprattutto italiane hanno messo a disposizione le loro ore e i loro strumenti. E poi c'è l'obiettivo dello sviluppo di sensibilità interculturale, e anche qui i ragazzi vengono sensibilizzati attraverso delle domande guida a cui devono rispondere, di solito in gruppo,
E poi viene chiesto loro anche di individuare quali siano le strutture che possono servirmi in quel contesto, legate per esempio in questo caso all'ecologia. Sono i ragazzi che pensano le domande, non sono gli insegnanti che indicano le domande da imparare. E poi, importantissimo, lo sviluppo interazionale e quindi come prepararmi per poter affrontare un scambio conversazionale con i ragazzi dell'altra scuola. La discussione iniziale prevede un minimo di 2 lezioni, anche non di lingua, però abbiamo visto nella realizzazione che l'interesse dimostrato da parte dei ragazzi e anche degli insegnanti, l'entusiasmo nel realizzare questa prima discussione ha portato ad usare anche molte più ore di 2. E questo si lascia così un po' a libera decisione dell'insegnante, a seconda anche di quanto tempo ha a disposizione. Cosa produce la discussione? Consapevolezza, ma anche, molto importante, rendere visibili queste nuove consapevolezze. Allora vengono invitati i ragazzi, gli insegnanti, a produrre per esempio dei poster che possono essere sia cartacei che digitali. Il compito per casa degli alunni è quello di preparare individualmente le domande che sono state licitate in classe, quindi in modo scritto, e chi ne ha bisogno anche di impararle. La seconda fase era quella dell'incontro virtuale, è stata svolta una videoconferenza sulla tematica dell'ecologia. Gli obiettivi: saper parlare, interagire sia a voce ma anche scrivendosi, perché poi la videochiamata è seguita da una chat, e mettere in pratica il più possibile le mie conoscenze linguistiche ma anche interazionali. Importantissimo durante la videochiamata è cercare di osservare l'altro, di empatizzare, di mettersi in gioco e anche di supportarsi. Sono tutte azioni che, se viste anche nell'altro, in qualche modo modellano la mia capacità di relazione. La videoconferenza dura un'intera ora di lezione e di solito vengono così usate le ore di lezione di lingua. Come si svolge la videoconferenza? I ragazzi hanno un momento iniziale di presentazione delle classi che possono fare, di solito sono invitati a presentare la propria classe nella lingua dell'altro, e quindi c'è parecchio lavoro di preparazione linguistica, hanno anche dei supporti visivi, preparano dei cartelloni o delle cose che loro ritengono rappresentare la classe. Poi, dopo questi primi minuti di presentazione generale, i ragazzi a coppie si avvicinano al microfono e si presentano ad un'altra coppia, e così via via finché tutti i ragazzi hanno potuto parlare, se vogliono, perché ricordiamo, i ragazzi non hanno un obbligo di scelta linguistica. Nelle situazioni di contatto autentico i ragazzi possono scegliere la lingua che vogliono. La terza fase è quella della riflessione sulla lingua, e dove i ragazzi sono invitati a riportare le conoscenze che ritengono di aver migliorato, le osservazioni che hanno fatto sulla situazione, e quindi è un momento importante di ripasso anche delle parole e del lessico imparato. Nella quarta fase, che è quella di preparazione all'incontro, si torna a una discussione e in modo importante si identificano le attività che si andranno a svolgere nel momento di incontro, e l'incontro è dedicato interamente alla tematica ecologica, ovvero come le scuole affrontano l'ecologia, il rispetto per l'ambiente essenzialmente. E in questa fase sono previste anche un paio di lezioni di preparazione, da una parte una discussione, una seconda lezione più dedicata alla preparazione linguistica, e i ragazzi hanno anche il compito in qualche modo di trovare loro le fonti dove poter in qualche modo attingere più conoscenze linguistiche.
Nella quinta fase si arriva all'incontro dal vero e quindi dopo attività generali di accoglienza che si verificano in qualsiasi tipologia di incontro, qualsiasi tematica, un tour della scuola che è gestito dai ragazzi della scuola per gli ospiti, nella lingua dell'ospite, poi vanno a realizzare una serie di attività sulla tematica dell'ecologia che coinvolgono le abilità sia di oralità, di parlato che di scrittura. I ragazzi devono anche scrivere in modo collaborativo e risolvere delle attività di scrittura. Nella seconda fase, per esempio durante il progetto Educa 2, abbiamo avuto la possibilità di portare fuori le scuole, di portare le classi fuori dalla scuola e quindi di andare a conoscere l'ambiente circostante la scuola, in questo caso il meraviglioso ambiente delle saline di Sicciole, dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di ascoltare anche delle lezioni sull'ambiente, sul microcosmo e di nuovo di poter mettere in pratica le strutture che loro si erano preparati per poter interagire e per poter indagare, per poter conoscere meglio un ambiente, che faceva parte degli obiettivi linguistici dell'unità. Il compito per casa è sempre quello di mantenere i contatti con i ragazzi dell'altra scuola anche per avere più informazioni sul loro ambiente. E quindi si arriva alla ultima fase, quella della riflessione della lingua. Si usa lo strumento dell'autobiografia dell'incontro transfrontaliero, ripasso delle strutture, delle parole che sono riuscito ad imparare, riflessione sull'incontro, sulle difficoltà anche che hanno caratterizzato lo stare insieme e naturalmente anche una riflessione invece sulla gioia che ci dà, il divertimento che ci dà il poter stare insieme agli altri ragazzi, di imparare lingua non dietro ad un banco di scuola.